Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi, mercoledì 7 gennaio. Apriamo la prima parte dando un'occhiata ai quotidiani nazionali. Al centro, quasi sempre in apertura, la Groenlandia contesa, con le pretese avanzate da Donald Trump di volerla acquisire. La vogliamo perché dice ci serve. Vediamo dunque il Corriere della Sera. Groenlandia, stop europeo a Trump, il piano dei volenterosi per la sicurezza di Kiev, gli Stati Uniti pronti al sostegno in caso di attacco russo. La Repubblica, vediamo velocemente le prime pagine. Forza di pace in Ucraina, a Parigi siglato accordo tra i volenterosi, Zelensky li usa sulle garanzie per la difesa a Kiev, e poi di spalla vediamo Groenlandia, stop dell'Unione Europea, ma Trump minaccia l'uso dell'esercito. E ancora La Stampa, Groenlandia, tensione Stati Uniti Unione Europea, l'Europa dice, ribadisce inviolabile, Copenaghen invia soldati, Trump però minaccia l'opzione militare. Andiamo a vedere dunque, la domanda è: un paese si può comprare, come diverse volte ha già avanzato, prima fra l'ilarità degli stessi danesi, adesso un po' più preoccupati? In realtà gli USA propongono formule giuridiche astruse per prendere il controllo di un asset considerato strategico, dall'idea di un acquisto dell'isola ai trattati, quello che c'è da sapere su un'annessione impossibile. E in effetti vediamo che cosa offre in particolare Trump: protezione in cambio di risorse. La Casa Bianca starebbe lavorando ad un accordo con il governo di Nuuk basato su difesa e commercio per escludere la Danimarca, ma evoca anche l'uso della forza, e Copenaghen aumenta la presenza militare in Groenlandia. Ma che cos'è quest'isola? È un'isola di 2,1 milioni di metri quadrati, praticamente la metà dell'Europa, dove abitano appena 56.000 abitanti, soprattutto lungo le coste, ma quello che è più importante è che ha un enorme potenziale di gas e petrolio. In miliardi di barili di petrolio e gas, i giacimenti presenti sull'isola sono appunto oltre 31 miliardi, grazie alla presenza di risorse come terre rare, zinco e oro. Il tipo di intesa che propone Trump, poi ci dice ancora La Stampa, è già stata utilizzata dagli Stati Uniti con 3 isole del Pacifico, le Marshall Islands, la Micronesia e Palau, e quindi non è una semplice boutade o una provocazione. La Groenlandia non si tocca, l'altolà però dell'Unione Europea che si compatta con i nordici. Trump incalza, pronto a usare anche i soldati. Comunicati di 7 volenterosi con l'Italia e poi dei paesi scandinavi che dicono è una questione interna. Il leader USA parla di una possibile intesa di associazione. Per Rubio, segretario di Stato, l'ipotesi in senso stretto è una vera e propria compravendita. E poi veniamo all'altra questione, quella del Venezuela. Parla Maria Corina Machado, l'ultima premio Nobel, che si dice pronta a cedere il Nobel a Donald Trump, ha ridato libertà al mio paese. Altro scenario di agitazione in Iran: da giorni le piazze sono in tumulto, è la nostra ultima occasione, scontri e lacrimogeni nei bazar di Teheran, gli agenti assaltano un ospedale, i morti nelle manifestazioni sono già 27. Che cosa chiedono? Questa è l'ultima occasione, dicono manifestanti, che abbiamo per mettere fine a questo sistema corrotto. I mullah se ne devono andare, non ci sono riforme possibili se non la democrazia, è tutto da rifare. La rabbia disorganizzata prova a darsi un metodo senza leader, e ricordiamo che scoppiò la prima rivolta dopo la morte di Masamini, perché era stata picchiata dalla polizia perché girava senza velo, con il velo non del tutto messo a posto. E poi c'è l'immane tragedia della Svizzera, la tragedia di Capodanno. Oltre al dolore c'è tanta rabbia e cominciano anche a venire fuori le indagini. È salta evidente che in 6 anni, gli ultimi 6 anni, non ci sono stati i controlli nel locale della strage. Il sindaco della cittadina però non mi dimetto, non si abbandona la nave in tempesta, è la sua giustificazione, ma non sa spiegare perché l'uscita del piano interrato fosse chiusa, così come si è detto stupito di fronte al video con le cannone
candele attaccate alle bottiglie, il cameriere che urlava preoccupato di fare attenzione al soffitto. Nicolás Ferò, sindaco di Crans-Montana, ha detto: siamo rimasti scioccati da quel video, onestamente nessuno nell'amministrazione comunale aveva sentito parlare di questo tipo di pericolo, un video raccapricciante e spaventoso che dimostra la negligenza del gestore e dimostra anche una cultura del rischio sconsiderato che supera ogni possibilità di controllo. Queste sono pratiche che mettono in pericolo sia i clienti che il personale, e aggiunge che avrebbe voluto essere avvisato da chi sospettava una carenza del genere. Intanto all'ospedale Niguarda c'è una task force impegnata a dare cure agli oltre 100 ragazzi ustionati e ricoverati. 100 tra medici e infermieri in lotta per i giovani feriti, 11 ricoverati, si naviga a vista, il quadro resta grave ma le condizioni sono stabili, si continua a lavorare senza tregua, un centinaio di persone ruotano attorno agli 11 sopravvissuti che hanno ustioni, pensate, fino al 70% del corpo. Medici non solo vengono reclutati anche da altri reparti, perché bisogna stare in sala operatoria a volte persino per 15 ore di fila, ci si alterna e si va avanti, insomma è un ingranaggio molto complesso quello del sistema di cura attorno ai ragazzi. E poi tra tante storie ne pigliamo una in particolare, quella di Emanuele, uno dei tanti sedicenni, lo vedete qua, Emanuele Galleppini. Il dolore dei genitori e anche tanti interrogativi, perché? Perché in realtà Emanuele nel suo corpo non presenta ustioni. Ed ecco qua, lo dice il legale dei genitori di questo ragazzo che era una promessa del golf, il suo corpo non mostrava alcun segno di ustione, era perfettamente integro, non sono bruciati neppure il telefono cellulare e il portafoglio che il sedicenne aveva con sé, non sappiamo neppure se era dentro il locale, se era fuori o se è morto per il gas. La famiglia è ben conscia che nell'inferno di Le Constellation per tanti ragazzi ancora più letale del fuoco è stato il fumo, ma si sarebbero aspettati almeno un referto, una diagnosi, un qualcosa o qualcuno che spiegasse qual è stata la causa della morte. Abbiamo chiesto alle autorità svizzere spiegazioni e di disporre l'autopsia, ma non c'è stato neanche risposto. Così adesso gli interrogativi restano tanti, troppi, a partire dalla scelta di fare eseguire il test del DNA quando il corpo di Emanuele presentava appena qualche scoriazione e sarebbe bastato prendere un documento dalle tasche per dare un nome e un cognome a quella vittima, tanto più che i genitori nel frattempo stavano girando per ospedali diffondendo un disperato appello in TV, quindi punto nel dito anche contro questa sorta di inefficienza delle autorità politiche e sanitarie. E poi c'è l'altra faccia, quella dei superstiti, avvinti anche da una sorta di senso di colpa, come succede in questi casi, superstiti che ci chiedono perché sono rimasti vivi, e anche questo in un altro modo un dolore devastante che spetta agli psicologi a questo punto affrontare. E poi l'altra vicenda, più volte su cui sono tornati i giornali, e cioè l'incendio filmato con lo smartphone che, come vediamo in questo frame, ha ripreso proprio l'attimo in cui l'incendio e le scintille colpiscono questo soffitto altamente infiammato perché è ricoperto da una schiuma insonorizzante, e poi l'inferno in pochissimi minuti. La colpa, e l'analisi di questo psicologo, è degli adulti, non è dei ragazzi. Qualunque cosa accade, il telefono diventa responsabile, ma è sbagliato puntare il dito sugli adolescenti, che in questo caso non potevano certo prevedere cosa sarebbe accaduto. Infine questa nota, campagna a lutto in tutta la Svizzera, venerdì la cerimonia per ricordare la strage, attesi anche Mattarella e Macron per quelli che finora sono le 40 vittime. Torniamo in Italia con la cronaca. Fermato il presunto killer del capotreno, la sua fuga finisce a Desenzano. Ha ucciso Alessandro Ambrosio, 34 anni, accoltellato, pare senza nessun motivo. Da questo croato senza tetto, un po' sbandato. Su Repubblica diamo l'intervista al papà che era appena andato in pensione, distrutto per aver perso il mio unico figlio. Per quell'uomo provo rabbia e pena, e vuole sapere
semplicemente perché l'ha fatto, ma forse un perché in questo caso non c'è. E forse non c'è un perché neanche nella morte di Aurora, uccisa a Milano. Il sospetto dei PM è che nelle ultime ore abbia avuto dei contatti con l'assassino, un cittadino peruviano che era già stato dichiarato pericoloso, aveva dei precedenti tra l'altro specifici ed era stato espulso. Avrebbe dovuto essere in carcere, eppure dalla data del suo ultimo arresto, un anno prima, Emilio Gabriel Valdez Velasco viveva con la compagna, sua connazionale, in un appartamento a Cologno Monzese e nel frattempo aveva aggredito altre 2 donne. E poi un'altra storia che troviamo sia nei quotidiani nazionali che regionali, e cioè il racconto del fratello del piccolo Giuseppe Di Matteo. Lui si chiama Nicola Di Matteo, ha 44 anni, impiegato della regione siciliana, e racconta la sua vita senza il fratello, sequestrato e poi sciolto nell'acido dalla mafia. Non perdono nostro padre, dice oggi Nicola, fratello minore. Per salvarsi ha fatto uccidere mio fratello come mafioso e poi da pentito. E lui gli chiedono: non gli perdonate di essere stato mafioso o di avere collaborato? E lui dice: voglio essere chiaro, non ho nulla contro i collaboratori di giustizia e non ce l'ho con mio padre per questa ragione. Dico però che se fossimo nati in una famiglia semplice, normale, se papà non fosse stato mafioso e non avesse ucciso altre persone, tutto questo non sarebbe successo. Ci vuole anche fortuna nel nascere e io e mio fratello non l'abbiamo avuta. Io, che sono sopravvissuto, non l'ho accettato. Noi comunque eravamo dei bambini, che colpa aveva Giuseppe? Poi mio padre ha deciso di collaborare per salvarsi, va bene, ma prima metti in sicurezza la tua famiglia, i tuoi figli. Non sapeva che saremmo stati sottoposti a ritorsioni e quindi anche questa angoscia. Veniamo alle piccole scaramucce tutte italiane. Tanti auguri alla Befana. Sindaco di Trieste fa questo montaggio, era la Befana ieri con la faccia del segretario del PD Schilani e dice tanti auguri alla Befana, e naturalmente gli chiedono di dissociarsi. Ma ieri, giorno della Befana, sono usciti anche i biglietti di Lotteria Italia, record di biglietti venduti, il premio più alto nel Lazio, oltre 1,7 milioni. E voglio andare avanti perché è in corso a Las Vegas la fiera, la più importante fiera della tecnologia, che ci dice che stiamo entrando nell'era dei robot. Gli amministratori delegati di Nvidia e di AMD, che sono i più grandi costruttori di chip, sono concordi sul futuro. Dopo il boom dei chatbot è il momento degli automi, e cioè l'intelligenza artificiale scende dal cloud per farsi materia, metallo e movimento, e quindi stiamo entrando proprio nell'era dei robot, come nei film di fantascienza che anticipavano quest'era molto tempo fa. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco per leggere i quotidiani regionali. Bentrovati alla seconda parte della rassegna stampa di oggi, mercoledì 7 gennaio, la parte dedicata all'informazione regionale. Partiamo appunto allora dalla Sicilia Web, il sito. In apertura vediamo la storia del ragazzo Elio picchiato da una baby gang. Non vedo tanto bene, ancora paura. Vi abbiamo proposto la sua intervista dal letto di ospedale proprio di Elio, e poi invece la notizia della Lotteria Italia. In Sicilia premi per più di 300.000 euro. L'estrazione ha premiato vari territori. In Sicilia arriva appunto questo premio, il più alto vinto è di 50.000 euro, insomma, con un biglietto venduto a Marsale, altri 13 tagliandi da tagli più piccoli, 20.000 euro, assegnati a Messina, Sant'Agata di Militello, Gioiosa Marea, Tormina, Milazzo, Palermo, Partinico, Prizzi, Catania, Siracusa e Licate. E quindi chi ha comprato biglietti, attenzione. E poi, notizia dell'ultima ora, c'è stato uno scontro tra un furgoncino e un minicar nell'Agrigentino. È morto un 42enne che viaggiava su una minicar elettrica. Andiamo adesso a vedere invece i giornali.
Partendo dal quotidiano di Catania, la Sicilia, la fotonotizia al centro ci racconta della eruzione sull'Etna, ma anche delle polemiche che l'accompagnano che riguardano i divieti a cui si oppongono le guide alpine, si sentono troppo limitate. Poi polveriere a Zen, ieri l'arcivescovo Lorefice ha celebrato messa nella parrocchia presa di mira, ha avuto parole durissime contro chi usa le armi. E poi c'è il caso di Catania, picchiato dall'orco. Ho postato il video, racconta questo bambino di 10 anni, per mostrare a tutti quello che faceva il patrigno. E poi il giallo di Carlentini, la macchina trovata bruciata, all'interno resti umani, potrebbero essere quelli di un 35enne scomparso proprio il giorno prima. Vediamo adesso la pagina di Repubblica dedicata a Palermo. Lorefice sgrida i politici, non servono le passerelle, ma vedremo anche le parole durissime utilizzate da Lorefice verso chi impugna le armi. Gazzetta del Sud, anche qui troviamo la colata sull'Etna che non si ferma, attenzione per i limiti imposti alle guide. Il Giornale di Sicilia invece l'apertura è dedicata al giro di vite sulle visite a pagamento. Parliamo cioè dell'intramenia, quello spazio consentito ai medici di utilizzare i locali pubblici per fare delle visite private, però secondo la Corte dei Conti, che ha fatto un'analisi, tutto questo non fa che pesare e allungare le liste d'attesa. E poi vediamo appunto dalla Sicilia il giallo di Carlentini, ritrovamento dell'auto bruciata con all'interno dei resti umani che potrebbero essere di Salvatore Privitera, questo giovane di 35 anni originario del villaggio Sant'Agata, scomparso proprio alcuni giorni fa. La macabra scoperta è collegata a questa scomparsa, sono stati proprio i genitori ad attivare il localizzatore della berlina che il catanese aveva preso a noleggio. Il GPS li ha portati in contrada San Demetrio e lì la scoperta è inquietante, la macchina era andata a fuoco. In un primo momento i familiari non si erano accorti della presenza all'interno di un cadavere ormai carbonizzato, lo hanno saputo solo dopo l'arrivo dei carabinieri, che adesso analizzeranno i resti. Naturalmente non sarà facile perché i resti umani sono carbonizzati e bisognerà attendere l'esame del DNA. E poi la vicenda che abbiamo seguito, l'11enne picchiato, il Tribunale dei minori di Catania ha sospeso l'esercizio genitoriale sui 4 figli e ha anche avviato il procedimento per la decadenza. Il bambino e le 3 sorelline sono affidati per ora ai nonni materni, con il divieto per padre e madre di avvicinarsi. Tutto questo è nato dal video postato sui social dall'11enne che di nascosto si era girato sul suo telefonino il filmato e poi l'ha messo in rete utilizzando il profilo di un familiare, video che poi è diventato virale arrivando anche alle autorità. E purtroppo i minori in questi giorni sono particolarmente al centro della cronaca. Oltre al bambino di 10 o 11 anni picchiato dal patrigno, c'è anche questo 14enne preso di mira e picchiato, pestato da una baby gang. Si trova adesso in ospedale a Catania e lui racconta, l'ha detto anche ai nostri microfoni, massacrato in 5 minuti per il loro divertimento. Vediamo qui all'interno. Fa il resoconto di quello che è successo. Prima hanno cominciato con un mio amico, calcio e pugni, lo hanno accerchiato, poi quando hanno finito con lui io ho provato a recuperare il mio compagno per fuggire, ma non ne ho avuto il tempo, mi hanno accerchiato, erano in 12 e poi mi hanno colpito, prima frontalmente e poi da dietro, diversi pugni in faccia, uno mi ha sferrato un pugno con un tirapugni dritto all'occhio, quindi una struttura in ferro fortissimo. Finalmente sono riuscita ad allontanarmi, sono andato al fast food chiedendo del ghiaccio e qui il vigilante se lo ha aiutato e hanno chiamato la polizia. Mi hanno anche chiesto se riusciva a riconoscere, tra l'altro sono stati identificati e lui ha detto erano misti, stranieri e catanesi, ma era la prima volta che li vedevo. I ricordi naturalmente stanno affiorando piano piano.
E poi andiamo a Palermo, al quartiere Zen, dove ieri, giorno della Befana, le autorità politiche e religiose si sono strette attorno al parroco e alla sua parrocchia, finita più volte nel mirino di intimidazioni. C'è stato un durissimo intervento da parte dell'arcivescovo Lorefice. Intanto contro la politica assente, non si fa la passerella, ha detto, e poi parole durissime anche contro chi usa le armi. Ha definito tutti responsabili di avere trasformato lo Zen e altri quartieri in ghetti, ma ha puntato il dito anche contro i giovani che usano le pistole. Chi spara allo Zen o a Monreale o all'Albergheria o all'Olivella è un balordo, è un nulla, è un meschino, un fifone, un codardo che si vuole mettere in mostra per guadagnare visibilità e incutere timore, ostentando la forza delle armi e il potere dei piccioli, frutto di traffici illeciti e criminali. Ha poi invitato i criminali a cambiare vita, altrimenti sarete solo dei falliti. Non manca un richiamo alla politica che non si pensa come servizio. E lo vediamo anche nella Repubblica, Lorefice scuote lo Zen, quartiere ghetto creato dalla politica. Qui c'è il resoconto di tutta la gente che è arrivata, parroci e suore da tutta la città, operatori del sociale, il presidente del Palermo con il calcio, tutto il gota del Partito Democratico, ma c'era anche l'altra sponda, Fratelli d'Italia. Insomma, le istituzioni hanno voluto fare sentire la propria presenza. Abbiamo creato noi quartieri ghetto, ha detto Lorefice, abbiamo permesso noi lo scempio qui accanto a questa chiesa, l'aborto di una piazza, diventato da decenni immondezzaio al servizio della malavita organizzata, spazio della bruttezza che rende bruti. E c'era anche il quartiere che ha fatto un sit-in di protesta, la gente per bene che vive in questo allo Zen, che si è stretta attorno alla chiesa di San Filippo Neri. Naturalmente nel mezzo c'erano anche ragazzini che scorazzano in scooter, giovani che filmano l'arrivo delle volanti. Più delle armi è anche l'atteggiamento che rappresenta un campanello d'allarme. I giovani che scorazzano fuori dalla chiesa sono gli stessi che lanciano inquietanti video su TikTok. Qualcuno con aria arrogante ha postato il passaggio di una pattuglia dei carabinieri, di sicuro un segnale per chi si trova agli arresti domiciliari che potrebbero essere oggetto di controlli, e quindi un passaparola tutto interno. Ma ieri è stato anche l'anniversario dell'omicidio a Mattarella, con la commemorazione che è servita anche a sottolineare come a distanza di tanti anni questo omicidio sia avvolto nel mistero e la verità è ancora lontana. 46 anni di ombre nei depistaggi, i misteri di Contrada, scrive Repubblica, che tira in causa sia l'ex prefetto Filippo Piritore, ex funzionario di polizia finito in manette per depistaggio. Contrada è subito intervenuto con una dichiarazione dicendo: non ho mai saputo del ritrovamento di un guanto, questa l'accusa a Piritore, nell'automobile usata dai sicari del presidente Mattarella. Io all'epoca ero a capo della Criminal Polle e dirigevo la squadra mobile. Non sono neanche andato nel luogo dell'omicidio in via Libertà dopo il delitto, e quindi spezza una lancia a favore del prefetto, adesso accusato di avere depistato le indagini. C'è l'altra vicenda che trovavamo in prima pagina sulla Gazzetta, adesso approfondiamo, e cioè i riflettori sull'attività privata svolta negli ospedali, quella che si chiama Intramenia. Dopo i rilievi della Corte dei Conti, l'assessora regionale alla salute è pronta a inviare un memorandum ai vertici della sanità siciliana. Servono controlli che diano garanzia di applicazione rigorosa delle regole, ovvero un giro di vite. Per evitare appunto che l'eccessivo ricorso all'intramenia aggravi i ritardi delle prestazioni ordinarie, pesando così sui conti pubblici.
In realtà la Corte dei Conti aveva segnalato proprio l'assenza di controlli sull'Intremenia, al punto che, secondo i magistrati, non sarebbero state rispettate le regole imposte a livello nazionale. Per questo si progetta una stretta che verrà introdotta tra qualche giorno. Intanto c'è l'allarme del CIMO, il sindacato dei medici, sugli ospedali siciliani in tilt perché l'influenza dilaga. La Sicilia è la regione più colpita dal virus e le strutture che erano già in affanno vengono mandate in tilt dalla presenza di molti pazienti con disturbi respiratori anche gravi. I pazienti, dice il CIMO, si sono riversati in un periodo ristretto nei già sofferenti ospedali siciliani e ovviamente nei pronto soccorso, che sono letteralmente andati in tilt. Bonsignore del CIMO sollecita la distribuzione dei posti letto in linea con le esigenze dei cittadini, senza pensare unicamente alla spartizione della torta. E poi veniamo all'Etna, la protesta delle guide vulcanologiche che non ci stanno ai nuovi divieti, alle disposizioni dettate per contenere le visite all'Etna e naturalmente garantire la sicurezza. Le guide hanno, questa è una prima volta clamorosa, annullato le visite previste, quindi hanno inscenato una sorta di sciopero con un presidio all'ingresso della strada. Intanto perché dice dobbiamo fermarci a 200 metri di distanza, che è troppo poco, e poi loro vengono rigidamente controllati, mentre gli escursionisti fai da te si muovono liberamente arrivando a pochi metri dalla collata. E poi c'è anche il divieto, cioè l'ordine di rientrare entro le 16:30, mentre se si superano le 18 si rischia un'ammenda. Intanto l'eruzione sta passando una fase altalenante, ieri era a valori alti del tremore, oggi è in rallentamento e la colata, questi flussi sovrapposti, si sta fermando. Vi terremo aggiornati anche nelle prossime edizioni. Intanto la rassegna stampa finisce qua, grazie per averci seguito e a tutti una buona giornata.